Buongiorno a tutti, sono Franchi Mauro, presidente dell'Associazione Bisicoltori di Colognoli Colli. Sono qua nell'azienda Casanova Destroti per parlarvi di un produttore che ha creduto fin dall'inizio della sua attività nei bisi di Colognoli Colli. Infatti vi presento Giuseppe Casanova, che ci illustrerà un po' della sua attività, del percorso che ha fatto in questi anni. Buongiorno. No, l'idea è nata all'inizio con la produzione di bisi Colognola per la richiesta di questo famoso prodotto, visto l'origine vulcanica del nostro comune, i Colognoli Colli, e poi la possibilità di vendere direttamente dal produttore al consumatore un prodotto locale, il che non è poco, nel senso che oggi come oggi ipermercati, supermercati, tutta questa roba qua sono tutti passaggi di mano, e noi abbiamo creduto in questo e ci siamo siamo specializzati in questa produzione locale di bisi Colognoli Colli, e poi ho voluto fare un passo in più nella certificazione della produzione biologica. Biologica vuol dire nel rispetto, insomma, di canoni di agricoltura biologica, nel rispetto delle rotazioni degli insetti e della coltivazione, per un prodotto più possibile genuino. E ci siamo arrivati, credo, insomma, nel senso che il sistema funziona, la gente è molto contenta. Come vedete il trattore passa perché siamo un'azienda agricola, per cui lavoriamo come tutti quanti nei campi, il riscontro esiste, c'è, e speriamo che continui in questa forma. Sì, poi mi dicevi anche che la prossima attività che farete è l'agriturismo con Camera. Sì, diciamo che purtroppo l'agricoltura, come tutti sappiamo, sta andando in difficoltà. Questa non è una novità, scioperi di destra e sinistra. L'idea è di rivolgersi al consumatore finale per poter anche noi sopravvivere, e l'agricoltura si sta specializzando. Dobbiamo essere forse un po' più imprenditori, oltre che contadini, anche imprenditori, per cui stiamo vedendo di aprire e sistemare un vecchio rustico, una stalla, ok, per delle camere, un agriturismo per essere sempre più a contatto col pubblico. L'agriturismo tra un poco sarà aperto, ma come questa attività è rivolta al pubblico, alcuni ristoranti, alcune attività, l'agricoltura sta un po' cambiando. Per l'acquisto delle perle verdi di Colognoli Colli potete trovare l'elenco dei nostri soci nella pagina Facebook dell'associazione Bisi di Colognoli Colli. Inoltre potrete rivolgervi ai punti vendita agricoli del nostro territorio di Colognola affiliati all'associazione. Grazie a tutti. Buona giornata.